8 match. Casacca gialla, yellow per il Veneto, blu per la Toscana. Bene, allora primo combattimento, Michele Giannone Toscana, Marco Carraro Veneto. Un passo in avanti, vi scambiate il posto. Secondo match, Erika Rossi Toscana, Alessia Aruano Veneto. Per il terzo match, Sante Mosca Toscana, Moreno Vallo Veneto. Quarto combattimento, quarto fight, Thomas Ruga Toscana, Elia Fanton Veneto. Poi avremo Diego Pagnini per la Toscana, opposto Mattia Poli Veneto. Settimo match, Acraffa Alecal Toscana, Nicola Buggio Veneto. E per l'ottavo ed ultimo match, Gigeli Emanuele Toscana, Tommaso Vanì Veneto. Passo in avanti, scambiate. Non lo vedo qua. Eccolo qua, Genio di domattina, tutto prima Genio Mattina, contro Tariq Cassini. Benissimo, abbiamo risolto anche questo piccolo e bimbo problema. 8 match in ordine appunto cronologico, interregionale tra Toscana e Veneto. Un bel applauso per i pugili. Va bene, facciamo così, vuoi dire le pitture per il Veneto? Ok, il pittura per il Veneto? Voi altri? Per la Toscana? Ecco, facciamo così? Perfetto. Allora questa è una tradizione estemporanea, va bene così. Bene, potete scendere dal ring e iniziamo la riunione pugilistica interregionale. Primo match, primo combattimento, Schoolboys, a limite di chilogrammi 64, sul ring di Fontaniva, Michele Giannone Toscana, Marco Carraro Veneto. Bella domanda. Ecco, sul ring c'è già il referee, l'arbitro Violetta Alessandra, che dirigerà questo match di Schoolboys a limite di chilogrammi 64. Saranno 3 riprese da 1 minuto e mezzo ciascuna. Sul ring Marco Carraro Veneto, Michele Giannone Toscana. Hai ciuffetto! Allora, comunicazione di servizio anche, indossiamo la mascherina, quelli sotto la struttura, il tendone, devono indossare obbligatoriamente una mascherina, bocca e naso, ok, integralmente, grazie. Pronti per il primo match di Schoolboys, primo match di questo interregionale giovanile OB Veneto Toscana, Marco Carraro Veneto, Michele Giannone Toscana. Prima ripresa. Hai Marco? Sì. Bravo! Sì!
subito! Vai avanti! Vai avanti Marco! Manda tu Marco! Eccolo, vai Marco! Ehi. Vai Marco! Prendi la distanza. Tu, vai, vai, vai! Tu, adesso vai! Termina così la prima ripresa. Attenzione, fuori in secondi. Seconda ripresa. Bravo, così! Vai tu Marco! Vedi l'altro! Butta dentro subito Marco! Butta dentro subito Marco! Bravo! Vai tu Marco, lavora tu Marco! Vai Marco! Da prima! Marco! Vai tu! Bravo! Bravo, vai! Butta dentro! Butta dentro! Destro gira a sinistra, là, bene! Subito sinistra dopo! Sinistra! Destra e sinistra! Destra e sinistra! C'hanno la destra! Attaccalo, attaccalo! Sulla destra! Bravo! Termina così la seconda ripresa. Prossimo match, pugilato al femminile, secondo combattimento di questo pomeriggio sportivo, pugilistico qui a Fontaniva. Si preparano Alessia Ruaro, Veneto, ed Erika Rossi, alla Toscana. Grazie. Se lo ferma è per Attenzione, fuori in secondi. La terza ed ultima ripresa. Vai tu avanti! Vai avanti, attacca! Tira dal petto, vamos, tira sulla zona! Tira! Vai Marco, vai! Vai Marco! Vai tu avanti, Marco! Vai avanti, Marco!
Sulle mani. Dai, colpi! Avanti! Quello in mezzo. Vizio, alza la mano, lui. Vincilo! Intanto così il match tra Marco Carraro Veneto e Michele Giannone alla Toscana. Dopo il verdetto finale conosceremo il vincitore di questo match di School Boys. Bene, invito i pugili a centro riga per il verdetto conclusivo, grazie. Diamo il verdetto, vince all'angolo blu Michele Giannone Toscana. Facciamo un bel applauso da Marco Carraro per il Veneto e dalle offerte da Event, New Box 2010, Box in Bassano, che hanno realizzato queste due riunioni pugilistiche qui a Fontaniera. Grande riunione anche ieri sera, oggi riunione interregionale giovanile a Oviedo tra Veneto e Toscana. Bene, un saluto e un applauso dei pugili che scendono dal ring. Passiamo al secondo match, box e pugilato femminile. Prima dovrebbe esserci la sanificazione del ring, igienizzazione, e poi il secondo match tra Alessia Ruaro Veneto ed Erika Rossi Toscana. Operazione necessaria e anche obbligatoria ovviamente in questi periodi. Perfetto, passiamo al secondo match, vediamo chi dirigerà questo combattimento, questo fight, e poi chiameremo le due pugilisti, le due atleti. Sul quadrato Marco Chiarelli, eccolo qua. Invito Alessia Ruaro ed Erika Rossi a salire sul ring. Alessia Ruaro Veneto, Erika Rossi Toscana. Pugilato femminile youth, questa volta le riprese sono 3 da 3 minuti in ciascuno. A dirige questo match, come detto poc'anzi, l'arbitro Marco Chiarelli. Tanta ansia, infatti ho visto, ma ho detto la prossima staccata, tranquillo e via. Ma è una foga. È piccolino, è un Certo. Però io devono saper gestire. Però non impossibili. I guy dopo ragiono lui se accettarli o no, però glielo devi dire, se gli dice che è andato bene, anche se è andato bene, no. No, ma non è andato bene. Lui può far meglio, lo conosciamo. Allora deve creare una mentalità che la prossima volta deve andare meglio. Ora si deve andare meglio, deve stare più tranquillo. Momento di sistemare i gaschetti, il tutto, poi le ultime raccomandazioni di rito da parte dell'arbitro, poi siete pronti per il secondo match dei 9 previsti in questo pomeriggio pugilistico qui a Fontaniera. Alessia. L'ho visto anche tanto hanno toccato 2 volte in prima, ragazzi, ma c'è. Se a me me ne dava uno che ne aveva 40, guarda, non me ne fregava niente. Scusa. Buonasera. Saluta. Ciao a tutti, ciao. Hai visto che ci siamo ritrovati? Oh, finalmente. Ciao a tutti, ciao.
Come faccio a sorridere con la mascherina che... Guarda, io non Ricordo che anche quest'oggi ci sono i premi del pugile ovviamente della serata, il pugile più combattivo, il pugile più tecnico come ieri, quindi premieremo con tre bellissime coppe e trofei questi tre pugili decretati appunto vincitori di queste coppe oggi pomeriggio. Secondo match box femminile Alessia Ruano e Erika Rossi. Prima ripresa. Dai Alessia! Tu per prima, vai Ale! Vai, brava Ale! Vai Ale! Tieni! Alessia! Sta calma, Alessia! Alessia, stai calma, solo diretto. Tranquilla, dai. Solo diretto, Alessia. Dritto, sì. Solo diretti, adesso, via! Bravo! Bravo! Vai via lì, vai via lì. Sì, dai. Diretti via, Alessia. Brava! Vai Alessia. Diretti via. Vai! Alessia, vai! Bravo! Dai, continua la posizione! Mantieni il centralino! Vai, continua! Diretti, Alessia! Alessia, diretti! Tre! Adesso! Alessia, non deve essere lì! Dai, Alessia! Continua! Devi sempre! Vai! Vai tu! Vai Ale! Vai Alessia, 1, 2, vai! Dritto, sì! Tu! Più forte! Vai Alessia! Siate coppie adesso! Dai Alessia! Ma per dirti finire, vamos! Dai! Vai Ale! Tu per prima! Brava! Vai! Tira! Brava! Tu! Tu sì! Brava! Vai tu Alessia! Bravi Ale! Sopra, vai! Dritti Alessia, dritti! Dritti Alessia! Dai Alessia! Dai! Vai Alessia! Dai! Continua! Vai Alessia! Ma che stai Alessia? Subito! Subito! Lavora con le braccia, dai! Falla partire adesso! Bravo! Falla partire, vai! Sono diretti Alessia! Vai diretti Alessia, dai! 10 Alessia, 10 Alessia! 10, vai! Vai! Ok! Termina così la prima ripresa. Ce l'ho terzo vicino americano, quando sono ballati che bello. Attenzione, fuori il secondo. Seconda ripresa. Tu per prima Alessia, per prima! Non per dirti con prima no! Non per niente solo Alessia! Bravo! Dritti Alessia! Bravo Alessia! Bravo! Non per dirti! Non pisci muoviti Alessia! Non pisci muoviti! Bravo! Via! Non pisci muoviti! Bravo! Non pisci via!
Via, vai bisogno, subito, adesso, vai, diretti, su, diretti, ecco, fatti la segno, bella, su, vai prima, Alessia, via, brava, vai via, brava, vai Alessia, vai tu, brava, vai tu, Alessia, vai tu, fammi sopra Alessia, Alessia, per prima, Alessia, oh, per prima, torni via, dai, su, fammi stanca, non ti vai, Alessia, resisti, vai, bravo, vai, resiste, bravo, così, resiste, non volando, come dritti, Alessia, dritti, passo dietro, subito, Alessia, solo dritti, contro dritti, rientra, sono diretti, vai, diretti, Alessia, vai tu, Vai tu Ale! Sì, vai tu! Vai Ale! Vai! Interminabili. A destra! 10 Ale! 10! Vai tutto! Termina così la seconda ripresa. Per il terzo match invito a prepararsi Moreno, Vago, Veneto e Sante Mosca della Toscana Poggiato Junior al limite di chilogrammi 54. Sarà il prossimo match, terzo in ordine cronologico. Allora, i tecnici debbono assolutamente e in maniera obbligatoria usare la mascherina a bordo ring e soprattutto sopra la ring. Grazie. Attenzione, fuori i secondi. Vai Alessia! Terza ed ultima ripresa. Vai Alessia, 3 minuti, dai, gli ultimi! Sì! Brava! Vai, comanda la tua. Sì! Sì! Vai tu. Vai Alessia, schiva però! Vai tu Alessia, vai tu. Bravo, vai tu. Vai, che sta in destra. Ecco adesso. Bravo. Uno forte, vai Copi. Vai adesso. Vai tu. Stai portando. Vai. Bravo Alessia, vai tu. Diretti. Forte destra. Lavora di fatto dietro, Alessia. Vai tu. Fatto dietro, Alessia. Vai tu. Bravo. Vai Ale! Vai! Non andare indietro! Ma che stanca! Vai tu! Brava! Vai Ale, vai! Respira! Vai!
Alessia! 1, 2, 3! Vai Alessia! Adesso vai tu! Vai tu adesso! Vai Ale, tieni da lì, tieni da lì! Vai, vai! Vai Alessia! Vai Ale! Vai Alessia, tocca a te! 3 colpi! Dai! Un minuto! Vai Ale, tutto adesso, dai! Dai Alessia, tocca a te! 3! Dai, dai! 40 secondi, vai Ale, 40! Solo diretti Alessia! Vai tu, finisci tu! Vai tu! Tu! Vai, tira! Vai, 1, 2! Vai tu! Dai, che tua! Vai Alessia! Vai Alessia! Vai Ale, 30 secondi, 20! Vai, vai! Dai, 10! 25 secondi! Vai Alessia! 10 Ale! Vai, tu! Finisci tu! Tu! Vai, vai Ale! Sì! Brava! Brava Ale! Sì! Sempre così il match tra Alessia Ruaro Veneto e Erika Rossi, rappresentanti della Toscana. Tra poco avremo il verdetto finale, però sceglieremo la vincitrice di questo match di box femminile. È il secondo match di questa riunione pugilistica, seconda giornata qui a Fontanivo. Ricordo interregionale giovanile AUB Veneto contro Toscana. No, onesto, prego. Come cazzo si fa da pensare? Bene, invito le due pugiliste, le due atlete a centro ring per ricevere il verdetto finale. Grazie. Moreno! Abbiamo il verdetto, vince all'angolo rosso Alessia Ruaro Veneto. Un applauso per Erika Rossi della Toscana. Le offerte da Gigante e Box 2010 e Box in Bassano che hanno organizzato queste due riunioni pugilistiche pomeriggio e sabato pugilistiche qui a Fontaniva. Lo vedo troppo esaltato. Un applauso alle due pugiliste che scendono dal ring e passiamo al terzo match, pugilato junior. Prima ovviamente la sanificazione del ring, delle corde, poi daremo vita al terzo combattimento tra Moreno Vago Veneto e Sante Mosca Toscana. Box junior a limite di chilogrammi 54. Anche se ci mettiamo davanti alla telecamera. È la diretta quella se volete vederla, poi rimane su YouTube. Ah, rimane? Sì. Ah, ma si vede su YouTube? Box on the road, sì, la potete YouTube? vedere. Sì, su YouTube. Dai. Va bene, sì. Vai adesso deve fare. Ma glielo dico lo stesso. Moreno! Guarda che bello quel cane. Ricorda anche la diretta Box on the Road, diretta Facebook di questa riunione pugilistica qui a Fontaniva, tutto live. Enrico Gianluca Cecafosso sul ring a dirigere questo match. Terzo combattimento, Moreno Vago Veneto, Sante Mosca Toscana. Quindi invito due pugili a salire sul ring per dar vita a questo combattimento junior a limite di chilometri 54. Ecco qua Moreno Vago Veneto, un bel applauso, e Sante Mosca Toscana. Box on the road. Tutto attaccato. Tutto attaccato? È ripreso questo Tutto match, sono attaccato, 3 box on the road, tutto minuti attaccato. ciascuna. Dai, ciao. Cecafosso dirige questo match, questo fight. Moreno rimanda a casa con la coda tra le gambe. Sì, non ho tempo. Box on the road. Facciamo proprio riconoscere. Box on the road. Dov'è che si fa? Certo. Ti mando il link anche, non so neanche. Con l'attimo di attesa, ci esprimiamo l'attimino Ti mandavo anche il link, se no. poi si per la raccomandazione diretta. Io me Poi lo se registro. lo puoi riguardare comunque. Grazie. Sempre su Box on the road. Sempre lì se lo puoi Toscana. riguardare. Grazie.
Una bella fotocamera. Una bella visuale. Dai Moreno! 18. Sono più in ansia di Moreno, non so perché. Sì, poi. Prima ripresa. Bravo! Oi, Sì! bravo Moreno! Bravo Moreno! Moreno, 1-2, forza, va, bravo, bravo, quello è il lavoro, Moreno. Bravo, Bravo Moreno! bravo. Bravo Moreno! Tieni la gamba sinistra avanti, Moreno. Va. Bravo. Bravo. Tieni la gamba sinistra avanti, Moreno. Bravo. Bravo Moreno. Esci dalle corde Moreno! Moreno. Moreno non farlo avvicinare! Anche il pezzo dietro, va. Tienilo distante Moreno! Bravo, va. Attenzione alla velocità, va. Dietro c'è un sacco giallo e la ragazza dov'è? Si cambia. Ah, dopo le... Copriti Moreno! Non scoprirti! Sì, i ragazzi si stanno cambiando qui. Poi però... Girali attorno Moreno! Bravo, tira là, muove la gamba quella, su. Sinistro e destro Moreno! On the road tutto attaccato. Staccati! Bravo Moreno! Box on the road tutto attaccato. Le due combattere benissimo. Se c'è la prima Moreno, colpisci tu! Tienilo distante Moreno! Madonna che caspita è! Vai Moreno! E così la prima ripresa. Io che andavo com'è che si chiama box? Non mi viene fuori. on the road. Gliela mandi ferro in quindi. Prima col link. Come sta andando? Oh, mi Sta ascoltando. Ho aumentato tantissimo, 5 mesi che non lo più combattere. E neanche un allenamento, niente. Ah sì, è veramente cresciuto. Vediamo se ce la fa. Se lui scrive Box on the Road così YouTube lo trova subito. Si dice la maschera. Non so se dietro. Guarda qui, questo è il sito, me l'ha appena dato la signora. Non è zitto, è il... Attenzione, fuori in secondi. Tranquillo Warren, dai! Tienilo lontano Moreno! Seconda ripresa. Sta facendo bene. Non sprecare Moreno i colpi! Moreno, dai! Gira lì di lato! Dai! Di lato devi girare! Devi rientrare, lì devi rientrare. Quello là di Frusa. Dai Warren! Dai Warren! Stai dietro con loro. Forti! Dai Moreno! Gancio sinistro, diretto destro! Tira col destro, tira col destro. Moreno! Moreno! Muoviti! È tuo, è tuo! Come il primo round, Warren, dai, muoviti bene! Non ti devi avvicinare! Non avvicinarti, Warren! Gino è Gino, ragazzi! Moreno, spostati! Moreno, tieni su! Usa le braccia! Tienilo lontano! Muoviti forte sulle gambe, Warren! Ma lei è impossibile! Dai, Moreno! Dentro, fuori, dentro, fuori! Non tienilo distante, Moreno! Via col cervo, vai! È scordinatissimo, Moreno!
Arbitro, i coglioni non vanno presi! Già la seconda volta però arbitro! Referee! Usa le leve! Sì! Montante! Moreno! Dai Moreno! Montante destro! Tienilo lontano! Moreno, tienilo distante! Bene così la seconda ripresa. Tienilo distante! Prossimo match, quarto combattimento di questo pomeriggio pugilistico. Invito a prepararsi Elia Fanton Veneto e Thomas Aruga Può fare così. Box Junior a limite di chilogrammi Può essere così 60. stanco, è impossibile. Stanco? È l'ansia. Sì, vecchio, Dovevo mica vederlo io. ma va stai tranquillo, secondo me vince. Adesso ci Moreno, riprende. ti sta! Dai, vuole, dai! State zitti, lasciate il maestro che li dica tutto. Deve farlo contare anche lui almeno una volta. No, ma non vale niente il conteggio. La prima ripresa l'ha vinta Moreno. Attenzione, fuori seconda in l'ha vinta secondi. Ma la seconda l'ha vinta lui, la lunga anche lui. Sì, ma non. Moreno ha la velocità, dove l'ha lasciata? Moreno! Terza ed ultima ripresa. Tienilo lontano, Moreno, è tuo! Tienilo lontano, Moreno, non avvicinarti! 2 minuti! Dai, Warren, dai! Non avvicinarti! Aspetta che venga lui! Bravo! Bravo! Dai! Tienilo distante, Moreno! Aspetta che venga lui! Ma persino esci da lì! Portali indietro, Moreno! Moreno, tienilo distante! Vai, Warren! Diretto destro! Vai, che lo dite, pronto, vai! Vai, Warren! Bravo, Moreno! Colpiscilo! Tienilo distante che è stanco! Moreno è stanco, è tuo! Dai che sta prendendo le farfalle, Moreno, forza! Io e te non possiamo stare agli angoli. Moreno, tienilo distante, dai! Vai con i diretti! Dai, guarda! Dai! È stanco, Moreno! Vai te, Moreno, dai che è stanco, guardalo! Bravo! Spostati! Bravo, colpiscilo! Dai, Moreno! 1 minuto, Moreno! Spostati di lato, dai! Bravo! Moreno! Dai, Moreno! Montante destro! Moreno, colpiscilo! Dai che è stanco, non ce la fa più! È stanchissimo! Dai, Moreno! Moreno! Però! Moreno! Resisti! 10 secondi! Vai, cattivo, Warren, vai! Arbitro! Termina così il match, il Moreno Veneto e Santos. Saranno un bel applauso ai Pugili Junior. A regola? Protagonisti di questo terzo combattimento. Attendiamo tra poco il verdetto. Bravo, Warren, bravo! Subito dopo Elia Fanton Veneto e Thomas Aruga Toscana. Ha sbagliato l'altro ha trovato la strategia giusta, era piccolo, doveva farsi subito e l'ha fatto. E richiamo i due pugili al centro ring per il momento conclusivo finale, grazie. Può aver vinto il Diamo il verdetto, vince all'angolo blu Santos. Ma Toscana. dai! Ma dove? Dove? Ma la ragazza ha vinto o ha perso? Siamo 2-1, ragazzi dobbiamo... Bene, un applauso ai pugili che scendono dal quadrato, dal ring. Attendiamo l'igienisation, la sanificazione del quadrato, poi siamo pronti per il quarto match. Ho fatto 6 questa notte. Con il giro di boa, metà riunione, sono 8 combattimenti di questa riunione interregionale giovanile hockey tra Veneto e Toscana. Sì, meritato l'applauso da Andrea, ovviamente. Da sola sta sostenendo questo onere.
è importante la pulizia e l'igienizzazione del ring. Bravo. È arrivato l'inforzo. Ecco l'arbitro Violetta Alessandra sul ring. Possono salire anche i due pugili, Elia Fanton e Thomas Vai Ruga. Elia! Eccoli qua, Elia Fanton Veneto, Thomas Ruga Toscana. Pugilato junior ai limiti di chilogrammi 60 questa volta, sempre 3 riprese da 2 minuti ciascuno. Alessandra Violetta a dirigere questo match. Ricordo sempre la diretta Facebook e su Box On The Road potete seguire in diretta questa riunione pugilistica organizzata dal New Box del 2010 in collaborazione con la Box in Bassano sotto l'egida di Event. Vai Elia! Prima ripresa. Bravo! Sì! Bravo lì. Sinistro con il montante subito lì, non fallo venire. Bravo, ecco, bravo. Bravo! Vai tu Elia. Sì, Elia, sì! Bravo! Vai avanti. Vai! Bravo! Sinistro il montante Elia, vamos a fare il lavoro di fatto. Tranquillo. Bravo, vai. Vai Elia. Sinistro. Bravo Elia, sinistro. Vai Elia, vai! Va. Sì, sì! Vai Dai, attenzione! Sveglio, sì! Tu! Eccolo! Ecco ancora! Vai tu Elia. Tranquillo. Sinistro il montante. Sì! Bello! Vai che sei tanto. Vai Elia, Sì! Vai! Sai che l'ha sentito! vai che non volando. Vai. Tieni lì! Montante Elia. Montante destro! Chiudilo! Eccolo! Vai. Sì! Sì, vai via! Sì! Dai che l'ha sentito! Dai che tu hai detto! 1-2 Tu! Vai! 1-2 posso dire! Vai! Sì! Vai tu! Tu! Vai tu Elia, vai tu avanti! Vai tu! Attento che arriva! Vai Tu! tu! Ehi, lì dietro! Arbitro! Oh, l'ho fatto apposta anche! Ehi Elia, 1-2 passo dietro, vamos! 1-2 passo dietro, vamos! Comanda tu Elia! Tiro lì! Elia, vamos! Tu! Vai! Vai 10! 10 Elia! Vai tu Elia! Sì! Tu! A destra! Ehi, Vai dietro! tu! Guarda lì! Sì! Bravo tu! Sì! Bene così la prima ripresa. Bravo Elia! Ma scusate, io voglio chiedere una cosa, io voglio chiedere a tutti i tecnici, ma non sta bene. Ricordo che tutti gli sponsor potete vedere sullo schermo te lo dico di io. fronte al ring, lo schermo gigante, tutti gli sponsor che hanno collaborato fattivamente alla realizzazione di queste 2 giornate e serate pugilistiche qui a Fontanella. Non è abituato a sedersi. Adesso i corsi tra l'altro prima ogni cosa ero Attenzione, fuori in secondi. Fa male lì, fa male. Sul sinistro lì, Cosa vogliamo? Elia! Ricorda la direzione, no? Dia forte Elia! Seconda ripresa. Grazie mille. Non sto retto con la testa quello, vamos! Bravo Elia! Tu! Sì! Ancora! Sì! Sì! Vai, vai, vai! Dai che cade! Dai che cade! Vai tu! Vai tu! Non buttare Bruno di destra! Non buttare! Vai tu! Tu Elia! Vai!
Elia, passo dietro, non ti vai tu, bravo, vai! Bravo! Vai, attacca! Attaccalo! Sì! Dietro la testa! Continua a attaccare dietro! Bravo! Elia, passo dietro con il sinistro, vai, vamos! Adesso, passo dietro! Vai, entra! 10! Vai! Tu ancora, vai! Sei! Vai tu! Dietro! E così la seconda ripresa. Ricordo che effettueremo delle premiazioni dopo questo match, breve premiazioni, momento importante, poi riprenderemo con il quinto match. Attenzione, fuori il secondo. Vai lì a 3 minuti! Cattivo! Terza ed ultima ripresa. Vai lì, fatti tu! Sì! Sì, bravo! Vai tu, bravo! Vai, sì! Vai tu, bravo! Vai Elia! Tu! Bravo! Fino a quando? Fino a quando? Vai Elia, sì! Vai tu! Eccolo! Vai! Vai tu! Sì! Testa! Vai Elia, va! Tira di giù la testa! Colpisci dietro, Sì, dai che non ne vuole più! Vai, ancora! Vai! Non ne vuole più! Vai Elia! Sta scappando! La mano respirare, Elia! Vai, bravo! Sì! Ancora! Tu! Sì! Bello! È tuo! Vai Elia, dai! Tu! Tirilo lì! Tu! Eccolo! Sì! Bravo! Ancora tu! Sì! Ancora Elia! Rientra! Bravo! Tu Elia! Tu! Sì! Tu Elia! Sì! Cosa? Che ha? Elia! Vai, angolo bianco! La fate apposta? Ah, Elia! È stanco! Sinistro, tanto sinistro! È stanco Elia! Lavora stretto! Non sbracciare! Bam! Non sbracciare! Mandalo subito, via! Subito! Vai! Ancora! Vai! 30 secondi Elia! Vai che non ce la fai! 20 secondi! Vai tu! Vai Elia! Tu! Sì! 10! Tu Elia! Tu! Testa! Proprio così il match tra Elia Francon Veneto e Thomas Arilla, Toscana Box Junior, a parola dei due pugili. Dopo che avremo il verdetto, subito dopo effettueremo delle premiazioni, quindi con personaggi importanti. Dopo questo match, dopo il verdetto di questo combattimento ovviamente. Quasi adesso.
Bene, chiamo i due pugili al centro ring per il verdetto finale, grazie. Abbiamo il verdetto, vince all'angolo rosso Elia Fanton Veneto, con la volta di Thomas Ruga, rappresentante della Toscana. Bene, facciamo un applauso ai due pugili che scendono dalla riga del quadrato. Io? No, sono di Passano. Passando box in Passano. Ah, perché non ti avevo mai visto. No, ma sono fermo da poco. Sì, vado a farmi l'ultimo anno dietro. Piccolo grande sa. Sì, solitamente mi si vede il combattente, probabilmente, perché insomma. Allora vorrei chiamare sul ring Franco Pierazzoli, rappresentante del comitato della Toscana, e Patrizia Guidi, rappresentante del comitato regionale. Allora, Fabio Alberto sul ring per cortesia anche. Leonardo stai giù in su. Franco lo visita della Event, Franca sul ring, grazie. E Leonardo Pizzi, organizzatori di queste due riunioni, queste due serate pugilistiche. Qui a Fontaniva, grazie. Franca, se vuoi salire, il rappresentante del comitato regionale toscano e quello al Veneto, Patrizia Guidi. Boxing Bassano, eccolo qua. Organizzazione ovviamente con Leonardo Bizzo, Premio Boxer 2010. Ecco, Patrizia Guidi, facciamo un applauso per Patrizia Guidi anche a Franco Pierazzoli, comitato regionale toscana, Franca Lovisetto, Event, Factotum, organizzatrice di questi riunioni pugilistiche. Allora, chi dobbiamo premiare prima? Allora, per Patrizia Guidi, fa femminuccia e dovere ovviamente prima galantuomo, ovviamente, facciamo un applauso ovviamente, e poi il turno di Franco Pierazzoli, eccolo qua, un applauso per Franco Pierazzoli. Se volete immortalare anche con le foto, l'immagine. E ricordo sempre il New Box 2010, Boxing Bassano, ovviamente, che hanno organizzato questa riunione pugilistica qui a Fontaniva, questi 2 giorni pugilistici. Potresti fare il regista per comunque, sorridi, ti tocca complimenti, oltre che allenatore, tecnico e organizzatore. Va bene, Franca, vuoi dire qualcosa? Niente, a posto, un applauso a loro ovviamente, lo dico io, un applauso ovviamente meritato, perché non è semplice organizzare queste riunioni e allestire queste riunioni pugilistiche. Anche gli amici della Toscana che sono venuti qua, ovviamente. Quindi un applauso anche a quelli della Toscana. E vorrei chiamare sul ring il tecnico federale Maurizio Stecca. Maurizio sul ring. Tecnico federale.
generale, però ricordo anche ovviamente soprattutto campione olimpico a Los Angeles 1984, pesi gallo, campione del mondo professionisti WBO, pesi più. Ciao Maurizio, grande, sempre presente, è sempre un piacere vederti. Un applauso a tutti. Maurizio, se vuoi dire qualcosa su questa riunione, tu sei anche abituato, sei sempre un ospite d'onore, quindi. Penso che sì, sono venuto come ospite anche perché per vedere la squadra veneta. Non sono potuto andare al Mugello perché ho avuto altri impegni federali. E niente, con l'impegno federale sono venuto a vedere la squadra veneta, che continueremo con i nuovi programmi il prossimo anno di formare bene l'attività giovanile e anche quella elite, e seguiremo un po' tutto l'allenamento, il programma d'allenamento. È un trade union, anche un connubio tra Veneto e Toscana, quindi un bel applauso anche a questo ovviamente. Leonardo, vuoi aggiungere qualcosa? Tutto ok? Sì, perché sei stato iper impegnato giustamente. Ricordo anche la diretta Facebook e Box on the Road di queste riunioni pugilistiche. Questo è importante, ringraziamo tutti quanti, possiamo passare al quinto match, quindi già pronti per il quinto combattimento. Grazie! Allora, prossimo match, Mattia Poli Veneto e Diego Pagnini Toscana Box Youth, limite di kilogrammi 69. Atteniamo al referee l'abito di questo combattimento. Marco Chiarelli dirige questo match. Chiamiamo i due pugili sul quadrato. Mattia Poli Veneto, Diego Pagnini Toscana, eccoli qua. Ricordo che anche oggi premieremo il miglior pugile, una giornata pugilistica, il pugile più tecnico e il pugile più combattivo, come abbiamo fatto ieri, quindi altro bis di premi, di trofei, di coppe, ovviamente anche le medaglie date a tutti i pugili ed ognuno di questi pugili che fanno incontri e disputano il match di questa riunione interregionale giovanile AOB tra Veneto e Toscana. Siamo pronti per il quinto combattimento, Mattia Poli Veneto, Diego Pagnini Toscana, Box Youth al limite di chilogrammi 69. Torniamo alle 3 riprese da 3 minuti ciascuno. Ultima raccomandazione di rito. Quinto match in ordine cronologico. Prima ripresa. Bravo, dopo doppia sotto. Dopo doppia sotto. Mattia, quando lo chiuda, non lo prendi che siete subito. Mattia, così. Va bene. No, ma la fai giù. Partite lontane. Dai.
Vai Mattia, bravo! Passa dietro, passa dietro, passa dietro. Sì! Hai più che sta regando. Vai Mattia! Vai Mattia! Mettiti più alto, Mattia, soldi sopra. Alessio. Sì, Mattia, tu. Così Mattia! Anche subito. Vai! Bravo, bravo. Mattia! Adesso, bravo. Vai tu, Mattia, faccio il colpo forte in avanti. Vai Mattia, vai! Grande! Anche dentro, Peccato, vamos. Vai, vai Mattia! Sì! Grande Mattia! Vamos, Mattia, passo dietro, Mattia. Fino avanti. Su, muovi il tronco, muovi il tronco. Muovi il tronco, Mattia, muovi il tronco. Sì Mattia, vai! Sì! Su, ganci con destro, Mattia. Vamos, tu. Vai Mattia, chiudi! No, farti legare! Vamos, Mattia, vamos, tu. Bravo! Metti che a destra! Di nuovo, altro colpo così, vamos, ganci dentro. Due colpi! Eccolo! Zitti lì! Vai Mattia! Mattia, metti il gancio da sinistra con destro, vamos, su. Vai Mattia, su! Vamos, Subito! il primo, Vai! parte subito. Subito! Parti tu! Vai, sei! Poi usa entrare! Sei! Vai, Mattia, vai su, vamos. Vamos, Mattia, corto, vamos. Bravo, vai con destro! Vai! Metti anche il destro! Metti anche dentro, Mattia. Vai! Aggiungi il terzo! Bravo! Oh là! Sì! Era così la prima ripresa. Senti, Bravini come è andata? Ma Franco, il tipo Francini. Tutti match tirati e spettacolari, questa interregionale giovanile AUB tra Veneto e Toscana, qui a Fontanivo. Attenzione, fuori il secondo. Vai Mattia! Due colpi, Mattia, devi finire con il destro quello con destro. Seconda ripresa. Adesso, vedi? Bravo! Tutti i colpi sono Buono, poi va sopra con gancio! Due colpi dopo degli spiri! Vai Mattia! Vai Mattia! Attenzione quando sei Tanto è sui guanti, è sui guanti! È tutto sui guanti! Vai tu! Sì! Lo lega! Vai tu Mattia! Vai! Sì! Bello! Quattro colpi, Mattia. Tu! Sì! Vai tu, Mattia. Vai più, di più! 4 colpi! Vai Mattia! 4! 4, 4! Chiudilo! Più stretto Mattia, più stretto con il gancio! Più colpi Mattia! Vai che sui guanti! Bomba! Doppia sotto dopo, doppia! Ancora però, continua! Più di uno, più di uno! Più velocità Mattia! Bravo, ancora, butta anche il destro! Butta anche il destro! E siamo su! Corri, bravo! Io sbagliavo! Più di 3 colpi, attenzione! Vai, vai, vai! Attento. Mattia, 3 colpi, vamos. Vai Mattia, vai! Vai tu. Tu! Mattia! Vai tu.
Vai Mattia, vieni così! Vai Mattia che ci sei! Bravo, buono che montante, bravo, vai ancora, dai che se cai, dai! Sinistro, mezzo, batti sotto, che sei nessuno che ti avvisa. Bravo, attento! Schiaffi! Vai Mattia! Non rimanere lì, vai tu! Vai tu! Vai tu! Sei! Ancora! Picchia tu! Tre colpi! Bravo! Indietro! 10, vai! Va, più veloce! Va! Termina così la prima ripresa. Sai, Attenzione, fuori in secondi. Vai Mattia! Dai Mattia, forza! Dai! Terza ed ultima ripresa. Più combinazioni, più pugni! Vai tu! È tutto su, sui guanti! Eccolo! Ancora! Tu sei! Stai lì! Vai, che dentro sempre, metti che nel destro. Bravo! Vai che cade! Vai che cade! Vedi che ho un assettino sotto! Bravo, sopra, è sopra dopo! Velocità! Vai tu! Dai, che bellissimo! Vai, sopra! Bravo! Sotto, sopra! Via, sotto, andare sopra! Bravo! Ancora! Bravo! Vai, vai tu! Più velocità le gambe! Bravo! Con le mani, tiro! Vai tu Mattia! Un minuto Ciccio, un minuto! Bravo! Sì! Vai che è tuo! Dai che non ne vuole più! Vai tu, Mattia! Mattia, vai! Più di più! Sì! Vai! Un minuto! Vedi che bravo dopo. Bello! Vai! Tu! Vai tu! Sì! Vai! Sì! Dai che cade! Vai Mattia! Vai Mattia! Oh! Non stare lì, spostati! Non stare lì! Vai tu! Ecco! Vai Mattia! Tu! Forte! Vai tu! 10!
di box aiuto tra Mattia Poli per il titolo di Pannini Toscana. Bel match, applausi per i cani dei due pugili, due atleti, attendiamo il verdetto finale, grazie. Bene, abbiamo già i cartellini, quindi invito i pugili al centro ring per ricevere il verdetto finale, grazie. Abbiamo il verdetto: incontro pari tra Mattia Poli e Nico Pagnini. Bravi a Mattia Poli e Nico Pagnini, rispettivamente ai rappresentanti del Veneto e della Toscana. Applauso meritato. Queste cazzate qua e continuare, fermo, basta, non devi stufare a dentro, porca troia, dai! Il colpo deve essere portato a pieno, ma che cazzo, che avete visto? Andate a fermo, Bene, passiamo al sesto match. che cazzo Invitazione ovviamente prima del ring. Sul quadrato saliranno Nicola Buggio, rappresentante del Veneto, e a Raffaele Cali per la Toscana. siamo in Veneto, se non ve ne siete accorti siamo in Veneto, siamo fuori casa, che allora nel dubbio ci sta. Che cazzo? Qualcuno ferma. Panico! Bene, vediamo chi dirigerà il match. Francesca, fai tutti il video. Francesca. Sarà Gianluca Cecafosso. Invito i due pugili a salire superato sul ring, grazie. Nicola Buggio, Veneto, a Raffaele Cali, Toscana. Pugilato junior, al limite di chilogrammi 66, 3 riprese da 2 minuti ciascuna. A dirigere questo fight, questo match, Gianluca Cecafosso. Il sesto match di questo pomeriggio pugilistico qui a Fontaniva. Riunione interregionale giovanile OB organizzata dalla Box 2010 in collaborazione con la Boxing Bassano sotto l'egida di Event. Vai Nicola! Grazie ancora, ho Ma messo grazie a te. la casacca. Dentro, sei stato bravissimo. Sì, Dai, la prossima volta si migliora, man mano che vai avanti andrà sempre meglio. vabbè, adesso cercherò di allenarmi Bravo. più. Come decisione dell'arbitro, poi sono pronti per il sesto match. Nicola Buggio Veneto, composto da Raffaele Cali, Toscana. Salutare Maurizio. Maurizio, guarda, l'ha seduto. Dove Prima ripresa. è seduto là con la visione. Guarda, lascialo. Vai. Vai Nicola! Buggio, sì. Bravo! Vai Nicola! Sì! Sì! Bravo! Invitalo con la mano sinistra, fai il movimento, stai bene sulle gambe, pressano te, piccoli passetti. Nicola, fatti tu, Nicola! Parti tu! Vai, attenzione, bravo! Vai Nico! Vai Nicola, dai, dai! Anche le mani giù! Vai! Dai, ascolta. Dai, pressione Nicola. Nicola, pressione. Vai Nicola! Bello! Bello! Vai Nico! Testa! Ariola, vai Nicola. Bravissimo! Passetti Nicola, passetti, pressione. Via da lì! Via da lì! Colpi Nicola! Vai Nico! Sì! Passi dietro 1-2! Passi dietro!
Dai Nicola! Infatti 10 Nicola. 10 Nicola! Bravo! Dai Nicola! Termina così la prima ripresa. Vabbè, ma non era forte. Attenzione, fuori in secondi. Vai, vai Nick, dai! Dai, dai, Seconda dai! ripresa. Comanda tu, comanda tu! Bravo! Comanda! Il movimento, ecco, pressione. Eccolo, sì! Comanda tu! Questo Nicola, questo! Bravo Nick! Bravo! Vai Nicola! Chi è là Nicola? No! Tranquillo, tranquillo! Stai andando benissimo, Nick! Tranquillo! Nicola, questo! Bravo! Testa, testa! Dai che pressione Nicola, dai! Eccola! Bravo! Bellissima! Parti tu! Vai! Parti tu! Ecco tutta, vai, vai! Dai! Nicola, pressione, dai! Tu, bello! Vai! Tu! Buttali! Bravo! Bravo Nick! Bravo! Così! Dai Nicola! Nicola! Falli montante! La testa! Testa, ehi! Dai Nicola! Bravo, dai ancora! Va dentro Nicola! Che sono sposti la camera, scusa. Nicola, va dentro, dai! Così. Vai Nick, Dai bella! Nicola, dai! Dai! No, no Nicola! No, buttare! Bravo! Vai Nicola, su! Vai Nick! Testa, testa, 10! Vai, 10! 10. Tu! Dai Nicola! No, ehi! E con la testa! Nicola. Tranquillo Nick! Devi stare tranquillo! Ragiona, ragiona! Termina così la seconda ripresa. Ragiona, va bene, ha ragione. Prossimo combattimento. Sul ring invito a prepararsi Eric Cassini Veneto e Mattia Geli Toscana. Sarà il settimo combattimento in ordine cronologico di questo pomeriggio pugilistico. Il motosemi interregionale giovanile Audi Veneto contro Toscana. Attenzione, fuori in secondi. Ragiona Nicola, ragiona! Vai Nick, devi stare... Va dentro Nicola! Dai Nicola! Terza ed ultima ripresa. Fatta bene Nicola, dai! Stai tranquillo! Bravo! Dai, dai, pressione, pressione, pressione! Eccolo! Dai Nicola! Così! Passa indietro! Ha chiamato l'arbitro! Vai! Bravo! Dai, dai! Va dentro Nicola! Dai Nicola!
Dai Nicola! Dai! Nicola, dai che pressione! Vai ancora! Vai ancora! Dai Nicola! Dai Nicola! Vai Nick! Dai! Nicola, dai! Nicola, bisogna che te vai avanti! Va avanti! Sì, è abbastanza, ma lui vuole, cerca il colpo forte, il colpo forte. Vai Nick! Va dentro Nicola! Gestisci, bravo! Sì! Va dentro Nicola, dai! Dai! 10! Tira tu! Sì! Termina così il match di pugilato junior tra Nicola Buggio Veneto e da Graffia Natale Toscana. Match diretto da appassionati di questo, teniamo il finale. Bene, i cartellini, quindi invito i pugili al centro ring per il verdetto finale, grazie. E per il verdetto, incontro pari tra Nicola Buggio e Raffaele Calle, per l'applauso dei pugili, per il match pugilato junior ring di verranno i 66. Bene, applauso per i due pugili che scendono dal ring, bel match quello tra Nicola Buggio e Raffaele Calle. E passiamo al settimo match, Tariq Cassini Veneto, Mattia Geli Toscana. Prima ovviamente Andrea per la pulizia del ring, certificazione, poi saremo pronti per il settimo match. Sono 8 i combattimenti di questo pomeriggio pugilistico qui a Fontanile. Ovviamente ricordo sempre che premieremo il miglior pugile di questo interregionale giovanile UB Veneto Toscana, il pugile più tecnico e il pugile più combattivo, quindi 3 trofei a fine manifestazione da consegnare. Decreteremo pure i vincitori di questi premi, di questi trofei, di queste coppe. Alessandra Violetta sul ring per dirigere questo match. Attendiamo i due pugili sul quadrato, Tariq Cassini Veneto, Mattia Geli Toscana. Tariq Cassini Veneto, Mattia Geli Toscana, pugilato junior, 20 kg 71, 3 riprese da 2 minuti ciascuno. Alessandra Violetta dirige questo fight, questo match. Tariq! Dietro il tendone. Tutto a blend, tutto fino al prossimo sabato, ne faccio capire. No, io non ero, però era televisione abbastanza. Ecco allora vecchio. Pronti per il settimo match, Tariq Cassini Veneto, posto Mattia Geli Toscana. Dai Tariq! Vai Tariq! Prima ripresa. Eccolo, bravo!
Vai Tariq! Dai Tariq! Eccolo, bello! Stai più vicino con la gamba sinistra. Stai vicino, stai vicino. Tariq! Tieni il centro Tariq! Eccolo, sì! Non farti mettere alle corde! Prima, tiro lì. Prima. Ehi! Bravo. Sì! Bravo Tariq, dai su, spostati lateralmente se riesci. Quando ti attacca, su. Tira un po' a destra tua che è sinistra. Ehi! Eccolo lì! Testa! Stai sulla destra tua, attaccalo un pochino, bravo, attaccalo un po'. Stai sulla Dai, attacca te Tariq! tira! Non farlo partire! Vai, attaccalo! Parti te! Stai sulla destra tua, Ehi! 1, 2, 3 colpi, 1, 2 verso sinistra, Eccolo, sì! Bello! Vai Tariq! non aspettare lui! Un po' agitato. Bravo, eccolo! Dai, forza! 10 Tariq, dai! Dai, bravo! Ah, ma io non fa da bene. Eccolo lì! Mi ero dimenticato che non ho 3. Vai Tariq! Dai! Termine così la prima ripresa. Ha vinto. Sta vincendo sta ripresa, l'ha vinta. Pari. Sì? Sì, anche secondo me. Mani pesanti. Deve attaccare lui. Infatti adesso devo. Tariq, attacca a te. Si può un po' secondo me. Il gol lo vince. Ne ha vinto 5 di fila. Il gol dà anche il pareggio o sconfitto. Sempre avanti. Si suppone che fa pareggio, ricordo, sconfitta. Se fa caso prima. Attenzione, fuori in secondi. Vai Tariq! Tariq! Vai Tariq! Attacca il turbo, Tariq! Vai con Seconda ripresa. Dai! Tira, bravo! Esci da là! Tienilo là Tariq! Non farlo spostare! Tienilo là, non allontanarti! Vai Tariq! Dai Tariq! Prova dritti, prova! Tira dritto con destra, prova dritto! Bravo Tariq! Metti con destra dritto, mettilo, dai, su! Bravo! Sempre in movimento! Muovi con le gambe, bravo, su, destra e sinistra! Muoviti lì, destra e sinistra! Non andare così, dai! Non prendere il colpo! Sempre fuori, dai! Dai Tariq! Tariq, dai! Tienilo distante! Bravo Tariq! Dai, vai te! Vai Tariq, sì! Invitalo, mandalo vuoto! Dai, non andare dritto, fai la finta! Dai là! Dai! 10, dai! Dai, tira, non fermarti! Sì! Bomba! ma era da contare questo, Finisce così la seconda ripresa. Tariq!
Vai, con il pugno così. Prossimo match, box Utah, limite di 1,75 m. Si preparino Tommaso Vanin Veneto ed Emanuele Geli, Toscana. Era solo incontro con il primo, perché secondo round. Sarà loro l'ottavo match. Scontiamo che danno fatica, anche se Tariq vince. No, secondo me prende la vittoria Tariq. Quanti sono? No, 22. Vedete quella cosa sopra il tempo da quando sono in diretta? Sì, da un 91 sì, un'ora e mezza. Attenzione, fuori in secondi. Dai Tariq! Dai tutto Tariq, dai! Tariq, dai tutto! È l'ultima! Dai, sono solo 2 minuti, Tariq. Dai Terza Tariq! ed ultima ripresa. Dai Tariq! Sei tu! Dai Tariq! Bravo! 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 Bravo Tariq! Bravo Tariq, dai! Bravo, Tariq. Ancora, ancora. Dai Tariq! Bravo, Tariq. Vai adesso. Dai Tariq, dai! Dai che all'angolo. Che non attacca più! Bravo, Tariq, ha vinto. Quattro! Bravo, Tariq. Ancora, ancora. Che c'è fiato, su! Ha voluto, dai! Dai che non ha più fiato, è stanco! Vai Tariq! Dai Tariq! 1-2, dai! Con tanti colpi, Tariq! Con tanti colpi! Bravo. 4! Questa deve essere... Più colpi! Eccolo, vai! È strano che non l'hanno ancora detto oggi. Manca 30 secondi, Tariq! Colpi! 4! Dai Tariq, dai! Dai tutto, dai! Dai Tariq! 30 secondi, Tariq. Dai più colpi! 20 secondi, Tariq. Eccolo! Tariq, 20 secondi, dai. Dai. Dai, forza 1-2! Adesso, Tariq. 10. Dai, Tariq. Vai, Tariq! Dai, che hai vinto! Termina così il match tra Tariq Assimi Veneto e Mattia Geli Toscana. Bel match, meritato applauso per i due pugili, grazie, un applauso e attendiamo il verdetto Che finale. altro, Era abbastanza forte che l'altro. Ha vinto, ha vinto. Ciao, Tariq. Grande Tariq! Bene, abbiamo i cartellini, quindi invito i due pugili a centro quadrato, a centro righe, per avere e ricevere il verdetto finale, grazie. Ma perché la squalifica l'arbitro e Freo con chi? Perché avevano squalificato Freo con te? Che aveva urlato referee. Che cosa vuol dire? All'arbitro? Diamo il verdetto, vince all'angolo Osso Carica Tassini Veneto. Un applauso a Mattia Geli Toscana, bravo e valido antagonista di questo match junior a limite di 2,71 m. Bravi i due pugili, medaglie meritate, medaglie offerte dalla Ivente, di box 2010, box in passato. Uno avanti. Bravo Tariq! Bel pugilato! Bello, bello! Ti ho insegnato tutto quanto alla grande, hai visto? Il momento della solidificazione del Hai visto? ring, Hai visto cimentazione, aspettarmi come fare? Bravissimo! Bravo, bravo! l'ultimo giro per Andrea, quindi prima dell'ottavo match. L'ottavo match che vede impegnati sul ring di fondo arrivo Tommaso Vanin Veneto e Emanuele Geli Toscana.
Sì, grazie, sei stato qua. Moreno fu solo migliorato. Guarda se li fa. D'accordo, grazie. Vai via, loro. Porta a casa Vai Tommaso! Mi libero in palestra. se no. Bene, un applauso e ringraziamento ad Andrea che ovviamente ha fatto questa disinfezione e igienizzazione in tutte le riprese, in tutti i match, da solo ovviamente, quindi bravo Andrea. Passiamo all'8º match, vediamo chi dirigerà questo incontro. Marco Chiarelli è già sul ring, eccolo con l'arbitro. Attendiamo Tommaso Vanin, Veneto, ed Emanuele Ceri, Toscana. Tommaso Vanin, Veneto, Emanuele Ceri, Toscana. Pugilato Youth, limite chilogrammi 75, 3 le riprese da 3 minuti ciascuna. Marco Chiarelli a dirigere questo combattimento, questo fight. È l'8º match, 8º ed ultimo incontro di questo riunione interregionale giovanile UB, Veneto, Toscana. No! Vai Tommaso! Lo so io. Un attimo di attesa, sistemiamo i caschetti, tutto, guantoni. Poi siamo pronti per le ultime raccomandazioni dell'arbitro e poi l'8º match con l'inizio della prima ripresa. La differenza è quella del nostro sport. Non palestra, perché non può fare Sì, però puoi fare anche meglio, non puoi fare. Sì, sono io un po' Nike adesso. Bene, siamo pronti per l'8º match, Tommaso Vanin Veneto, opposto da Emanuele Ceri, Vai Toscana. Tommaso! Ricordate, vai. Prima ripresa. Bravo Tommy! Sì! Tienilo lì, lontano! Bravo! Sì! Vai Tommaso! Tienilo lontano! Sì! Prima. Vai Tommy! Eccolo! Vai! Anche 2 Tommy. C'è lunghissimo, lo prende da 3 metri. Bello! Sì, tienilo lontano! Così! Tommy, prima. Via da lì! Bravo! Sì! Vai, anticipa Tommy. Tommy, chiudi subito quando riesci. Sì! 2 e più, bravo! 4 Tommy, 4! Sta lungo. Eccolo! Anche 2, 1-2. Una volta si andava. Tommy a gamba, vai con gamba. Vai. Bravo. Vai con gamba, vai Tommy. Oh, un lavoro sotto, su. Vai con destro, Tommy. Bravo, vai così.
Bello! Dai 10, Tommy! Vai Tommy, vai Tommy! Bravo! Così la prima ripresa. Bravissimo! Bravo Tommy! Adesso vediamo, non c'è più nessuno. Fatto le Olimpiadi. A parte la campana, ma la campana mi importa, qui la salva guardare ragazzi, a te in casa. Quella è la prima Quando travalli sulle gambe mi la smetto. Non è che uno va... Donato, fai la sospensione cautelare. Attenzione, fuori in Dicevo secondi. ora io, ragazzi. Lo dicevo ora io. Ragazzi, non si vende a mare. Addio. Cambio sia. Seconda ripresa. Abbiamo vedo lo stop del combattimento. Bene, pugile centro ring per il verdetto finale, grazie. Abbiamo il verdetto, vince per sospensione cautelare, inizia seconda ripresa. Tommaso, Vanni in Veneto, bravo anche la Manone Gigi, Toscano, bravo e sfortunato protagonista. Le varie offerte event, New Box 2010 e Boxing Bassano. Ed era l'ultimo match di questa riunione pugilistica qui a Fontaniva. Dobbiamo effettuare comunque le premiazioni, il miglior pugile, pugile più tecnico e pugile più combattivo. l'ha preso, il problema è che l'altro capitano quando lui l'ha fatto dentro ha preso tutta l'energia cinetica del ragazzo. Tu fermi la macchina, cosa che la massa come c'è qui? La massa sta incontrando. No, l'ha preso proprio. Era Maurizio Stecca, saliamo sul ring ed effettuiamo le premiazioni. Appoggiamo qua le coppe, i trofei. Grande Maurizio. Allora, abbiamo decretato il miglior pugile
pugile più tecnico e il pugile più combattivo. Allora Maurizio, pugile migliore di questa riunione pugilistica interregionale giovanile europea Veneto Toscana, Tommaso Vanin, Veneto, eccolo qua, vincitore dell'ultimo match. Sì, ovviamente è anche il pugile più combattivo e il pugile più tecnico. Allora vediamo le coppe. Questo è il migliore, eccolo. Ciao Tommy! Ora pugile più tecnico, Tariq Cassini, Veneto. Tariq. Sì. Oh, tu non mi dai essere trattati così, Eccoli qua. Beh, c'è anche quello più combattivo, questa volta è un pugile toscano, Sante Mosca. E sempre Maurizio Stecca, campione olimpico del mondo. Eccoli qua. Dai. Fra piccini metto anch'io, eccoli qua, perfetto, benissimo. Immortaliamo il tutto. Vedo che i toscani si trovano bene con il Veneto, quindi un connubio riuscito Veneto-Toscana, giustamente. Grazie a voi che siete venuti qua, grazie ai pugili ovviamente, grazie a Maurizio Stecca, buona serata a tutti, grazie a Franca Lovisetto, Event, la New Box 2010 e la Box in passato. Okay? Fava Alberto un ringraziamento particolare a Leonardo Pizzo della New Box 2010. Grazie a tutti, 2 serate, 2 pomeriggi sportivi pugilistici eccezionali qui a Fontanivo. Buona serata a tutti, alla prossima. Buona vacanza. Vai un po' più indietro. Maurizio Marini, buona serata, grazie. Ciao a tutti, come tutti sapete qua sul canale per il pugilato, ma La musica, ciao a tutti, stanno per il canale per il pugilato. Il mio paese sta facendo un po' 62 anni, siamo vittime di una dittatura, uccidendo il popolo. Perché tutti iscrivono sui social media, stanno andando a casa, riprendendo ai manifestanti pacifici, li stanno ammassando ragazzi. La gente sta soffrendo, una dittatura sta ammassando i nostri figli, non si può andare avanti così. Per favore, SOS Cuba. Vieni. Vai, fai vedere il tuo miglior pugile. E riprenditi.